limitati ad una ventina di persone per provincia grazie ai veneti che hanno deciso di vaccinarsi. Così il presidente del Veneto Luca Zaia che conferma come i tamponi a breve non saranno più gratuiti. Caccia al Green Pass temporaneo attraverso il tampone. A Vicenza il sindacato infermieri sul piede di guerra: garantiamo il diritto alla salute, non quello al divertimento, o si cambia o pronti a sciaporare. Il commento del direttore Luigi Bacciali sull'assalto dei non vaccinati ai centri tamponi e in arrivo querele per diffamazione ai Novax che hanno dato dei venduti a giornalisti e tecnici. Proprio in queste ore Novax e No Pass di nuovo in piazza con una manifestazione a Padova. Intanto una pneumologa dell'USL 6 racconta come ha curato dal Covid tre Novax pentiti. 3 tragedie della strada in poche ore in Veneto. Giovane motociclista muore a Vittorio Veneto, 18enne travolto in bici a Marano Vicentino, anziano investito a casale sul Sile mentre attraversa la strada. In 16 mesi di pandemia 8 lavoratori su 10 tra quelli che hanno perso il lavoro sono partite IVA. Ad affermarlo, dati alla mano, la CGIA di Mestre. Del sogno olimpico che sta vivendo l'Italia si è parlato questa mattina a Jesolo in un camp estivo dedicato ai più giovani. Ospite d'eccezione il direttore tecnico delle Fiamme Oro di Padova, da dove sono partiti i grandi campioni di Tokyo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in apertura le avete sentite anche dal nostro sommario le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, che dice: se i ricoveri sono limitati ad una ventina di persone per provincia, questo è grazie ai cittadini veneti che hanno deciso di vaccinarsi. E il presidente Zaia, che è intervenuto anche in tema di obbligo vaccinale per gli insegnanti, occorre, dice, pensare al bene dell'intera comunità e conferma che i tamponi a breve non saranno più gratuiti. Oggi non avremmo 182 persone ricoverate se non avessimo il 75% dei veneti che si sono fatti il vaccino. Comunque il vaccino è stato un grande fronte e ci permette di non chiudere. Quindi quando vedi un vaccinato quantomeno sappi che ha contribuito non solo a tutelare la propria salute ma anche quella della comunità. Il 75% dei veneti già vaccinati o in attesa di vaccino. Già 13.000 prenotazioni nella settimana del Fast Vax. L'ospedalizzazione che rimane su numeri gestibili. Di fronte alle piazze che protestano e alle polemiche sulle categorie obbligate a immunizzarsi, come gli insegnanti, e i presidi altrettanto obbligati a vigilare, il presidente del Veneto Zaia non prende le parti di nessuno ma si limita al dato oggettivo. Lo chiede una persona che ha fatto una battaglia per la volontarietà e non per l'obbligatorietà dei vaccini anche in passato, quindi non voglio assolutamente cambiare posizione. Dico che faccio appello a tutti affinché la scelta di fare la vaccinazione non è solo una scelta personale ma anche di comunità. Le ripeto, non avremmo 182 persone ricoverate e 22 persone in terapia intensiva oggi con 600-700 contagiati al giorno se non avessimo avuto almeno il 75% di persone vaccinate. Ma c'è anche chi sta scegliendo di sottoporsi al tampone invece che vaccinarsi e Zaia ribadisce che la gratuità dei test verrà presto riservata solo a determinate categorie attualmente al vaglio. Per ora i tamponi restano gratuiti e soprattutto questa settimana di Ferragosto per non creare disagi. Ovvio è che anche oggi abbiamo un risultato di tamponi di 52.000 tamponi che sono una cifra paurosa. Detto questo, elaboreremo un piano di sanità pubblica che definirà per molte categorie la gratuità e per altre no. Ci sono diversi cittadini che hanno optato per il tampone invece che per la vaccinazione, Presidente. Ma sai, intanto c'è da dire che a livello nazionale hanno fatto un accordo con le farmacie per dei prezzi calmierati, dall'altro devo dire che la vaccinazione sta funzionando bene da noi, siamo già al 75% dei vaccinati o comunque prenotati, contiamo in ottobre di arrivare all'80%. Le prime giornate di applicazione del Green Pass non hanno registrato tensioni o comportamenti scorretti. Il governatore predica buonsenso sia da parte di chi deve esibirlo che da parte di chi deve controllare il rispetto delle regole. In questi primi giorni insomma un minimo di elasticità ci vuole, perché posso dire, se da un lato è vero che c'è chi ha il Green Pass, è altrettanto vero che c'è chi ha la vaccinazione e non riesce ad avere il Green Pass, oppure c'è chi deve regolarizzare ancora la sua posizione. Penso ai tanti imprenditori che si sono vaccinati all'estero, hanno le 2 dosi di Pfizer ad esempio e qui non riescono ad avere un Green Pass. Insomma, cerchiamo di essere elastici, di pensare che non ci sia sempre qualcuno che vuole fregarti dietro l'angolo e penso che con il buon senso ne veniamo fuori. Green Pass, nuove regole in Germania, esodo e controesodo e assalto proprio ai Covid Point della provincia di Venezia, dalla laguna alle spiagge, dalle ULSS l'appello è quello di approfittare delle slot aperte per la vaccinazione.
Il clima ferragostano si vede da qui, dalle auto riempite di bagagli e salvagenti alla miriade di lingue e accenti, e assalto ai Covid Point del veneziano, dove i cittadini che necessitano di tampone causa Green Pass si sommano i turisti, soprattutto tedeschi, dopo che il governo Merkel ha imposto il tampone per chi rientra in patria. Prima di rientrare, da ieri è nuovo che prima di rientrare devi farti di nuovo il tampone. For today, for back to Germany, and we wait 1.5 hours. Dobbiamo rientrare dopo che abbiamo fatto 10 giorni di vacanze qui, e dal 6 agosto pure in Germania hanno cambiato le regole e dobbiamo fare il tampone qui. Insomma, i Covid Point sono tornati a riempirsi in attesa delle nuove indicazioni della Regione, pronta a varare un piano di sanità pubblica aggiornato. Super lavoro quindi per gli operatori delle ULSS. Questa è la situazione per esempio in piazzale Giustiniani a Mestre. Siamo tornati dalle vacanze, siccome mia moglie lavora su una farmacia, fa i screening e oggi era stato richiesto per la giornata di oggi il tampone e siamo venuti a farlo. Non pensavamo di trovare così tanta coda, però dico la verità. L'ho fatto perché devo lavorare centri estivi lunedì e quindi per sicurezza l'ho fatto sabato, che sono entro le 48 ore. Devo andare in vacanza, devo andare in Spagna. Assalto ai Covid Point destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni, forse a esplodere in concomitanza con il Ferragosto. Anche per questo l'appello dell'ULSS 3 resta quello di approfittare delle slot vaccinali aperte, in particolare quei 13.000 posti messi a disposizione con il cosiddetto Fast Vax voluto dal presidente Zaia da qui ai prossimi 7 giorni. Lo stesso direttore generale Edgardo Contato ha definito sconfortante il quadro che vede ancora troppe persone preferire il tampone alla vaccinazione. Insomma, tanti nodi caldi per la sanità veneziana, e non solo perché è Ferragosto. Inevitabile confidare nella responsabilità di tutti, anche guardando a ciò che succede in altri paesi. La mia regione, Bahia, è un po' meglio, però Brasile è un po' difficile la situazione in generale. Il fatto di dire il Covid non esiste, insomma, io li manderei negli ospedali a vedere effettivamente che la cosa non c'è. Ho diverse amiche che lavorano negli ospedali e purtroppo la situazione è difficile. Caccia dunque al Green Pass temporaneo attraverso il tampone. Il sindacato degli infermieri è sul piede di guerra. Garantiamo il diritto alla salute, dicono, non quello al divertimento, e annunciano o si cambia o siamo pronti a scioperare. Gli infermieri sono stati assunti per garantire il diritto alla salute delle persone, cosa che abbiamo garantito per 1 anno e mezzo, con enormi sacrifici a costo anche della nostra salute. Oggi ci viene chiesto di garantire il diritto al divertimento, pensiamo che non sia il nostro ruolo, pensiamo che se non ci sono decisioni regionali nel merito di far pagare comunque il tampone a chi vuole divertirsi e non si è vaccinato, noi andremo allo sciopero. Ad annunciare la possibilità di uno stato di agitazione degli infermieri dei centri tampone qualora non si trovi una soluzione a breve è il segretario provinciale del Nursind di Vicenza, alla luce della corsa al Green Pass attraverso il tampone cominciata a seguito dell'obbligatorietà della certificazione per accedere ad attività al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle palestre o piscine e agli eventi. Fa leva su ritmi e condizioni di lavoro. Da ieri sono pietose. C'è gente che non si è fermata nemmeno per andare in bagno, siamo dentro a un camice con queste temperature in cui perdiamo litri e litri di sudore e riusciamo a malapena a bere. Allora io penso che queste condizioni di lavoro siano condizioni da stato emergenziale. Dall'altro lato la vaccinazione come strumento per il rilascio del Green Pass. In molti oggi in fila al punto tamponi hanno già fatto entrambe le dosi o hanno prenotato il loro turno per vaccinarsi a fine mese. Ho vaccinato, ho fatto entrambe le dosi e niente, ho fatto il tampone per sicurezza. Poi abbiamo già prenotato il vaccino, ma ci vorrà un po' di tempo poi per avere il Green Pass, quindi faremo un po' di tamponi in questo mese. Il Green Pass per il concerto? Si è richiesto l'accesso con Green Pass o con tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Ti farai il vaccino o te lo sei già fatto? Sì, sono in lista. Infine l'Ulsotto annuncia che domenica 8 agosto al punto tamponi di Torri di Quartesolo saranno svolti alcuni lavori al fine di ampliare gli spazi interni, così da favorire il distanziamento anche in presenza di un afflusso di utenze elevato. Il servizio tamponi sarà garantito anche con accesso diretto, ma è consigliata la prenotazione attraverso il portale. Sulla corsa ai tamponi di queste ore, ma anche sui Novax e No Pass in piazza, i loro attacchi al lavoro dei giornalisti, sentiamo le parole del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli.
Buonasera, buonasera. Chi sono quelle decine di migliaia di veneti che nelle ultime 24 ore sono andati a vaccinarsi? Sono tutti coloro che non si sono vaccinati, che hanno per ora evitato, nolenti o volenti, oppure per problemi vari, hanno rinunciato o non hanno potuto inocularsi una o più dosi. Allora cosa succede? Che con l'introduzione del Green Pass, se si vuole continuare a vivere normalmente, andare al bar, al ristorante, andare in palestra, al cinema, a teatro, non si può fare altro che esibire la certificazione verde, e non essendosi vaccinati l'unica soluzione è mostrare un tampone. Di qui l'assalto ai centri tamponi, dove gli infermieri protestano, dicono siamo al collasso perché questa è gente che vuole divertirsi, cioè non va a farsi il tampone per il tracciamento, per capire se è positiva o negativa, ma perché ha questo scopo, cioè poter liberamente circolare. E allora va detto che l'obiettivo del governo Draghi è stato raggiunto. È una spinta gentile, così l'ha definita il Presidente del Consiglio. Il fine giustifica il mezzo. E qualcuno dice no, è una vaccinazione obbligatoria mascherata. E allora, se anche lo fosse, anzi forse lo è, e in attesa che questo governo decida per l'obbligatorietà del vaccino, che sarebbe la scelta più giusta e meno ipocrita, bisogna evitare di fare l'assedio ai centri tamponi, anche perché ora sono gratuiti, tra poco non lo saranno più, e ha fatto bene il Presidente Zaia a decidere in questo senso. Le piazze sono nuovamente piene di una minoranza di Novax, persone che ci hanno dato dei venduti ai miei colleghi che lavoravano come sempre con sprezzo anche del pericolo, diciamo, in situazioni di questo genere. È la solita dedizione. I nostri tecnici che erano nelle piazze ci hanno dato dei venduti. Allora queste persone che abbiamo nelle immagini che abbiamo ripreso saranno denunciate per diffamazione. Diciamo che poi i soldi che raccoglieremo attraverso queste querele, e che ovviamente siamo sicuri poi di ottenere come risarcimenti per essere stati definiti corrotti. Questi ci hanno dato dei corrotti, come se qualcuno ci comprasse. Chi ci compra? Una lobby segreta, un potere occulto, un grande vecchio dell'alta finanza? Beh, dalle tasche di questi signori noi otterremo dei soldi che devolveremo agli anziani delle RSA. Buona serata. E a proposito di manifestazioni no Green Pass in corso in questi minuti, ce n'è una a livello regionale a Padova, dove si trova per noi la nostra Valentina Visentin. Buonasera Valentina, come sta andando? Sì, buonasera, lo vedete alle mie spalle il corteo di manifestanti no Green Pass, no Mask, no Vax, tutti insieme riuniti perché questa è di fatto la prima manifestazione a livello regionale. Sabato scorso e il sabato prima sono state manifestazioni provinciali, questa invece è la prima manifestazione regionale. Il corteo è partito da Piazza Duomo, dove all'inizio erano radunati circa 1500 manifestanti, si è via via ingrossato la fila e adesso credo si possano contare tra i circa 2700, quasi 3000 manifestanti. Sentite lo slogan: giù le mani dai bambini, libertà, noi siamo liberi. Questi sono solo alcuni degli slogan che stanno adesso urlando i manifestanti, che si sono momentaneamente fermati davanti a Palazzo Moroni, la sede del comune di Padova, che è blindata dalle forze dell'ordine. Prima di partire il corteo ha fatto anche un momento di silenzio, ha detto qui adesso celebriamo la morte della democrazia, della libertà, e c'è stato un minuto di silenzio. Poi, armati di tamburi, come sentite, si sono messi in moto e stanno percorrendo le strade della città. Ci sono molte famiglie con tanti bambini, ma anche anziani e cinquantenni, insomma una platea variegata. Non mancano simboli religiosi, non si vedono invece simboli di partito. Io non mi sento più.
sentite i manifestanti? Immagino che sia difficile anche sentirmi dallo studio in mezzo al vociare dei manifestanti. Grazie a Valentina Visentin, buon lavoro, eventualmente richiedici la linea se lo ritieni opportuno. Questa è la manifestazione dunque regionale in piazza, adesso in questo momento davanti alla sede del comune di Padova, tanti movimenti che si sono riuniti, dai no Green Pass ai no Vax, no Mask, insieme in questa prima manifestazione regionale. Andiamo avanti con il nostro telegiornale con l'ULSS 1 Dolomiti che ha fatto sapere che oggi sono pervenuti dall'apposita commissione del Dipartimento di Prevenzione gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale a carico di 4 dipendenti del comparto sanità. Sulla base di questi atti il direttore generale, in quanto datore di lavoro, ha adottato i conseguenti provvedimenti di sospensione che, come previsto dalla legge, avrà durata fino al 31 dicembre, salvo che gli operatori interessati non decidano di vaccinarsi, nel qual caso verranno riammessi in servizio. Questi lavoratori, nell'ambito del procedimento previsto e nonostante le innumerevoli azioni di dialogo intraprese, non hanno aderito alla vaccinazione. Non è mai troppo tardi per capire e vaccinarsi. Una pneumologa dell'ULSS 6 di Cittadella racconta l'incontro con 3 no Vax pentiti e da lei stessa curati dal Covid. 3 pazienti Novax oggi nei nostri ambulatori monoclonali a Cittadella, 3 storie particolari, unico denominatore il pentimento espresso in maniera appena percettibile, sussurrato per il timore di essere giudicati. Le parole sono quelle di Maria Rita Marchi, pneumologa dell'USL 6, medico in prima linea nella lotta contro il Covid, ma a sua volta paziente. La dottoressa durante la prima ondata rimase contagiata e sconfisse il Covid dopo essere passata anche dalla terapia semi-intensiva. La dottoressa oggi con un post Facebook ha raccontato l'incontro con 3 pazienti Novax, specificando: il timore di essere giudicati è infondato perché noi sanitari continueremo ad accogliere pentiti ed irreducibili, perché in fondo quando sono da soli con le loro paure, senza la pseudoforza degli slogan urlati da cortei kafkiani, allora ammettono la loro leggerezza, l'errore di aver sottovalutato il nemico. Il nemico è il Covid, spiega ancora la dottoressa, non noi medici. Non è mai troppo tardi per capire, conclude la pneumologa dell'USL 6 finendo di raccontare il suo incontro con i 3 Novax. Non è mai troppo tardi anche per i loro parenti e amici che potranno capire e vaccinarsi. E vediamo a Padova com'è andata questa seconda giornata di Green Pass in bar e ristoranti. Tavolini dei bar all'esterno tutti pieni, gli interni dei locali invece vuoti, che sia l'effetto Green Pass o complice il caldo. A Padova i primi 2 giorni dall'introduzione del lasciapassare vaccinale sono stati ancora molto soft in termini di controlli. Per la consumazione all'esterno infatti non è necessario esibire il certificato della vaccinazione o l'esito di un tampone. A Padova addirittura un locale, la Librosteria di via Savonarola, ha ricevuto minacce e insulti dai Novax solo per aver avvisato i clienti che per entrare è necessario il Green Pass. Altri ristoranti come lo storico Antico Brolo ha scelto invece di chiudere la parte interna del locale e mantenere solo i tavoli all'esterno proprio per non chiedere il Green Pass. Per non essere in difficoltà noi e nei clienti abbiamo preso la decisione di stare aperti fuori qui e qui che non abbiamo il problema del Green Pass e di chiudere all'interno, quindi siamo esenti da questo chiamiamolo intoppo momentaneo. Con l'autunno e l'inverno si vedrà il da farsi. Non sono contro come principio, però sono contro come viene imposto, ecco. I bar del centro storico si sono attrezzati e hanno scaricato l'app C19 per scansionare il QR code del Green Pass. Alla pasticceria Graziati si entra, ci si siede, il cameriere prima dell'ordinazione controlla il certificato. Ci siamo organizzati con i palmari dei camerieri, quelli che si usano per prendere le prenotazioni, e lì abbiamo scaricato l'applicazione per cui il cameriere va dal cliente, si fa mostrare il Green Pass, lo registra, poi controlla che il documento sia a posto. Un gesto che presto diventerà routine, anche se molti esercenti sono concordi nel dire che questo ennesimo onere poteva essere loro risparmiato. Si controlla ogni persona che viene dentro, che non è un cliente abituale. Ecco, il nostro punto di forza è di avere un buon zoccolo di clientela abituale, quindi controllato una volta ieri, oggi non era più necessario farlo e quindi
si screma via così, però è un banco di prova ancora leggero secondo me. Siamo alla cronaca, 3 incidenti stradali sulle strade del Veneto nelle ultime ore, 2 nella Marca Trevigiana, dove la scorsa notte un motociclista di 31 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto che stava uscendo da un parcheggio. Questa mattina a Casale sul Sile un anziano 78enne, ex vigile, è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada e un ciclista è morto, ha perso la vita oggi a Marano Vicentino. Marano Vicentino, un ciclista di 18 anni è stato travolto ed ucciso da un'auto lungo la provinciale maranese che conduce a Schio. Il giovane di origini senegalesi ma residente in Italia da quando era bambino era stato assunto in una ditta locale solo da qualche settimana e questa mattina verso le 5 si stava appunto recando al lavoro. È stato centrato in pieno da un Alfa Romeo 147 condotto da un 23enne di Schio che procedeva nella sua stessa direzione, sbalzando il ciclista in un fosso distante parecchi metri dalla carreggiata. Il conducente ha allertato subito i soccorsi, inutilmente. I sanitari del SUEM, subito intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Presenti per i rilievi i carabinieri di Thiene, che hanno condotto in caserma l'autista per essere sottoposto al test alcolemico. L'economia in 16 mesi di pandemia, 8 lavoratori su 10 tra quelli che hanno perso il lavoro erano partite IVA, sono i dati della CGIA di Mestre. Quando perdono il lavoro c'è una sostanziale differenza tra dipendenti e autonomi. Mentre i primi possono contare sulla cassa integrazione, sulla NASPI, su altre misure di sostegno al reddito, ai secondi invece non spetta nulla. Una constatazione amara, quella di Paolo Zabeo dell'ufficio studi della CGIA di Mestre, ora supportata dai dati ufficiali e definitivi dei primi 16 mesi di pandemia con il Covid che ha colpito soprattutto i lavoratori autonomi. Tra febbraio 2020 e giugno di quest'anno l'Italia ha perso 470.000 occupati, di questi 378.000, pari a oltre l'80% del totale, sono lavoratori indipendenti. 8 persone su 10 tra quelle che hanno perso il lavoro in questo periodo storico appartengono al cosiddetto popolo delle partite IVA, piccoli commercianti, esercenti, collaboratori e tantissimi liberi professionisti, un esercito silenzioso letteralmente sparito dai radar. A loro rimane solo il dramma del fallimento personale e l'angoscia di come reinventarsi il futuro. Per affrontare questa criticità chiediamo al governo di istituire un tavolo permanente di crisi rivolto alle partite IVA. Un tavolo permanente da aprire sia a livello nazionale che regionale che ricalchi quelli già avviati con le parti sociali per affrontare le grandi crisi aziendali del momento come Whirlpool o Giannetti Ruote. Più in generale, a causa del Covid, lo stock complessivo delle imprese artigiane presenti nel Veneto continua a mostrare segni di grave difficoltà. Tra il primo trimestre 2020 e il secondo trimestre 2021 il numero complessivo delle aziende artigiane in Veneto è sceso di 794 unità. Se Treviso e Verona hanno tenuto critica è la situazione soprattutto a Venezia, Padova, Rovigo con perdite tra le 100 e le 200 unità, record negativo per Vicenza dove si registra un meno 347. A soffrire, evidenzia la CGIA, ancora una volta i negozi di vicinato, attività sì economiche ma dalla forte valenza sociale. Storica sentenza del sovraindebitamento delle società sportive dilettantistiche. Il Tribunale di Pordenone ha consentito al presidente dell'Associazione Dilettantistica Sportiva Porcia Calcio la rimodulazione del debito. Della storica sentenza si è parlato a Lignano Sabbiadoro nel corso di un incontro con il presidente nazionale calcio dilettantistico Cosimo Sibili e i vertici regionali. Sentiamo allora l'intervista realizzata con Alberto Rigotto, direttore amministrativo di Udinese Calcio. È la prima volta che di fatto la legge sull'esdebitamento, un termine molto tecnico, che è una legge che in qualche modo riguarda soprattutto le persone fisiche, cioè quelli che hanno tanti debiti, in qualche modo tramite una procedura giudiziale vanno davanti al giudice e dicono queste sono le mie risorse, le mie sostanze, posso far fronte a una parte dei debiti e il giudice mettendo un timbro, sto usando ovviamente termini non tecnici, mettendo un timbro a questa procedura dice ok, hai 100 di debiti, hai 20 di risorse, con quei 20 chiudi tutti i debiti da 100. Questo noi l'abbiamo ricercato e portato a casa assieme all'avvocato Plasenzotti in una sentenza storica appunto al Tribunale di Pordenone dei giorni scorsi, dove questa norma che è immaginata dal legislatore nel 2012 per le persone fisiche è stata applicata alle associazioni sportive dilettantistiche e questo
tutti, soprattutto i tantissimi, numerosissimi addetti al settore e in particolare anche i presidenti, sanno che cosa voler dire, un momento soprattutto di difficoltà. Del sogno olimpico che sta vivendo l'Italia a Tokyo si è parlato questa mattina a Jesolo in un camp estivo dedicato ai più giovani. Noi speriamo che qui in Veneto possano tornare subito Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Vediamo i loro appuntamenti, stiamo programmando adesso, lo faremo nei prossimi giorni. È chiaro che l'impegno nervoso di queste medaglie è stato elevato, dobbiamo forse ritarare la programmazione, ma io credo che il 5 settembre a Padova forse riusciamo a portare almeno un atleta delle medaglie d'oro di Rio a poter gareggiare nel meeting internazionale di Padova. L'appuntamento con i grandi campioni delle Olimpiadi quindi è dietro l'angolo, lo ha confermato a Jesolo nel corso del Kids Camp della Polizia di Stato il coordinatore del Centro Nazionale Fiamme Oro di Padova, Sergio Baldo, prima Gianmarco Tamberi nel salto in alto, poi l'epico Marcel Jacobs nei 100 metri e l'impresa di Massimo Stano nella 20 km di marcia. Infine il poker con la 4%, emozioni troppo forti che resteranno anche nella storia del Veneto, terra che si prepara ad abbracciare proprio a Padova, dove si sono allenati, come testimoniano anche queste immagini, i grandi campioni di Tokyo. Le Fiamme Oro di atletica leggera non hanno mai vinto così tanto nella storia dell'atletica italiana. Per andare indietro dobbiamo ricorrere a Berruti nel 1960, e poi Alessandro Andrei nel 1984 e poi Alessandro Lamborghini. Mai le Fiamme Oro hanno avuto così tante medaglie in una sola edizione delle Olimpiadi. Siamo riusciti a realizzare quello che era un sogno insperato, ma ci è costato tanti sacrifici. Il merito va a questi ragazzi, agli allenatori e alla federazione che in questi anni ha sostenuto gli impegni di questi ragazzi. È tutto, previsioni del tempo adesso, grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al meteo. Permane una certa variabilità sulle Alpi, mentre sul resto del nostro territorio rimonta l'anticiclone africano con tempo buono e con caldo e afa in aumento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 8 agosto evidenzia una situazione tranquilla, sarà una giornata all'insegna del sole con cielo sereno o poco nuvoloso, soltanto nel pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi. Temperature come detto in aumento, minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e soleggiato con qualche temporale nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, bel tempo, solo con qualche pioggia, anche in questo caso entro sera, sui settori alpini esteri. Temperature minime intorno ai 16-19 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.